Da Piazzale Roma a piedi fino al Consiglio regionale, quasi a ridosso di Piazza San Marco, passando per Palazzo Balbi, sede ufficiale del Presidente della Giunta regionale, per chiedere giustizia. E ancora una volta il risparmio tradito, l'odissea di chi è stato travolto dal crack delle popolari venete, a manifestare il suo disagio. Ci sono le risorse, ci sono le dichiarazioni. Di Maio 24 maggio dell'anno scorso, Salvini, vengo io, firmo io, faccio io, eccetera, eccetera. E noi vedremo i primi indennizzi a primavera dell'anno 21, cioè praticamente a 2 anni data dall'insediamento di questo governo. Il corteo attraversa fondamenta, calli e campielli armato di fischietti e scandendo slogan. La delusione e la rabbia rimangono forti. Sono state promesse delle cose veramente eclatanti con l'acquisto di queste azioni quando già non valevano più nulla. Siamo stati defraudati e quindi da questo punto di vista dobbiamo protestare. Dobbiamo rivendicare fortemente i nostri diritti, perché in buona fede abbiamo dato e altrettanto in buona fede dobbiamo ricevere. Questa legge invece ci dice: prendete il 30% e poi non rompeteci più le scatole. L'entità del risarcimento è il vero oggetto della contestazione. La prospettiva del ristoro del 100% attraverso una procedura che avrebbe il pieno avallo dell'Unione Europea, dicono i manifestanti, proposta dai partiti di opposizione, è stata bocciata dalla maggioranza che sostiene il governo. Avremo la beffa di essere risarciti del 30% del prezzo storico delle azioni, di acquisto delle azioni. Quindi molti che hanno ricevuto le azioni dai genitori o dai nonni si troveranno, per eredità, un rimborso misero, una miseria.